Ciao, e oggi iniziamo un altro vlog per il venerdì. Allora, vi faccio vedere le piccole spesucce che ho fatto in questo momento. Da Calzedonia sono riuscita a trovare questi calzetti che hanno il pelo dentro, che tengono bene bene caldini i piedi e per giunta hanno l'antiscivolo. Volevo prenderne due paia, però poi mi ha detto guarda che c'è la promozione, se ne prendi 5, 4 li paghi e uno te lo regaliamo. Allora praticamente 4 li ho pagati, uno me l'hanno regalato e costano 12 euro. Adesso non so se voi lo vedete, se riesco ad inquadrarlo, comunque è scritto qui 12,95 euro. Così ho fatto una buona scorta, anche perché io questi d'inverno li uso moltissimi, moltissimo. Però qui nel calcagno li rompo, specialmente qui il tessuto. Delle volte mi si staccano questi, però poche volte sinceramente a me mi si sono staccati gli antiscivolo, però principalmente rompo qui il tessuto. Allora ho fatto un po' di scorta che diciamo per quest'inverno non ne devo più acquistare. Poi ho preso un'altra cosa, che sono due ciclamini e li ho già posizionati di qua, che adesso ve li faccio vedere. Eccoli qui, questi sono i due ciclamini che ho preso. Volevo prenderne uno rosso, cioè di colori ce n'erano una marea, ero veramente indecisa su che colorazione prendere. Alla fine ho preso questi due che sono di queste colorazioni. Questo è bicolore, questo è un colore unico. Beh, adesso non, cioè, adesso non so poi quando edito il video o voi cosa lo vediate, comunque è tipo un fucsia forte, diciamo, perché dalla videocamera mi sembra rosso, sinceramente vi assicuro che non è rosso, è di questo, più o meno è come questo colore, beh, bello acceso, però in videocamera mi sembra quasi rosso. E poi volevo farvi vedere sugli occhi. Sugli occhi oggi ho provato per la prima volta la nuova palette di Huda Beauty, la Mercury Retrograde, perché ce l'ho qui sotto, poi ve la faccio vedere. Così vi dico anche più o meno che colori che ho utilizzato. E questo è stato il mio primo make up. Allora, nel complesso il discorso mi piace, però vi devo dire che rispetto a appena fatto, ora come ora, la sfumatura è bella, però su di me sono colori che non so, mi sembra quasi, boh, quasi sì, sì è bella, però non mi convince al 100%. Diciamo che come prima impressione è come prime colorazioni che mi sono messa, poi ci sono altre colorazioni da provare. Però oggi mi andava di provare queste colorazioni, sì, sono belle, però non so, c'è qualcosa che mi mette di dire boh, non lo so cosa. Adesso vi faccio vedere di quale palette sto parlando. Questa qui è la palette, la Mercury Retrograde. Beh, come pack esterno è bellissimo perché fa questo effetto, e queste sono le colorazioni. Praticamente, beh, ho fatto un po' di piega con questo, sì, ho utilizzato questo e un po' di questo. Però poi sulla palpebra mobile ho messo sul davanti questo e sul retro questo. Poi c'è questo colore più scuro che lo devo ancora provare. E al centro ho picchiettato un po' di questo. Vedete, poi qui ci sono altre colorazioni che mi intrigano. Però come prima impressione, se dovessi paragonarla a una palette di Anastasia Beverly Hills, come texture mi piacciono di più quelle di Anastasia Beverly Hills come prima impressione. Poi adesso un attimo che utilizzo un po' tutti i colori e vediamo come mi trovo. Però come primissima impressione è fatta bene, sono belli sfumabili, però c'è il mio cuore è per Anastasia Beverly Hills, che trovo che abbiano una marcia in più. E per finire mi è arrivato il pacco che avevo acquistato, i due prodottini con lo sconto compleanno da parte di Sephora. Hanno cambiato le confezioni, le fanno così a cassetto, diciamo. Qui davanti c'è anche questo cosino per tirare. Comunque questi due sono i due prodotti che ho, beh, questi sono i due campioncini che mi hanno dato.
e questi due sono i due prodotti che ho pagato però scontati con lo sconto compleanno e sono prodotti dell'Evelyn. Io dell'Evelyn avevo provato, mi sembra che sia, no, non è questa, è questa, avevo provato questa su una confezione della Beauty Box di Look Fantastic e mi era piaciuto come prodotto. Poi mi sono accorta che sul sito di Look Fantastic non tenevano il marchio vero e proprio se si voleva acquistare qualcosa. Però adesso, visto che è arrivato da Sephora, per cui ho deciso di provare la full size. Speriamo bene. Comunque, per entrambi costano 75 euro l'una, però tenete conto che non sono i classici 50 ml, qui dentro per uno ci sono 100 ml, per cui c'è una bella quantità di prodotto. Adesso lo provo, per il momento volevo un attimo utilizzare le maschere e la pulizia viso che ho aperti, che ne ho una o due che voglio veramente finire, che non ho più intenzione di acquistare. E però per il momento sì, li ho presi, li tengo da parte e li utilizzerò più avanti. Questo è il mio reparto maschere, quello che vi dicevo che non credo di acquistare più è questo della Filorga che non mi convince molto, che sarebbe quel prodottino un po' strano che fa un po' di schiumetta, che sarebbe sia maschera che scrub insieme. E poi quello che sì, mi piace, ma boh, allora questo sono convinta di non prenderlo più, l'ho finito, basta. Questo dell'Oschia sono prodotti che arrivano dal sito di Look Fantastic, c'è sia il detergente che la maschera idratante riparatrice. Sì, mi piace, ma sì, diciamo che mi piace, ma diciamo che se non dovessi più trovarlo non è che mi dispiacerebbe molto, perché il mio preferito rimane il Kiehl's, il detergente, con le due maschere, sia quelle idratanti, beh, qui sono maschere. Questa è idratante, quella non mi ricordo, è illuminante, ma comunque hanno sempre una base idratante. E poi i prodotti di Mulac, questi sono i miei preferiti. Lì dietro ci sono prodotti come si dice, di L'Occitane, che hanno fatto anche loro una linea scrub maschere, e però la devo ancora provare, anche quella mi incuriosisce provarla, che se eventualmente mi trovo bene anche con questa dell'Occitane, arriva un momento che elimino anche questa più o meno dell'Oscar, anche perché questi prodotti dell'Oscar devo farli arrivare dal sito di Look Fantastic e sinceramente non so se con la Brexit arrivi la dogana e non vado a prendere prodotti che devo pagare la dogana, perché diciamo che è tutto un sovrattassa a quello che già si acquista, per cui vediamo adesso nel procedimento come mi abituo. Un'altra cosa, mi sono accorta che il vlog precedente l'ho chiuso dicendovi ci vediamo venerdì prossimo. Comunque per i vlog di solito tendo a rimanere puntuale per il venerdì, però anche il martedì sappiate che pubblico sempre qualcosina che non c'entra niente con il vlog, sono recensioni, più vi faccio vedere più in approfondimento certi prodotti. Per cui se vi piace fateci un giro sul mio canale anche di martedì. Vi faccio vedere cosa sto combinando oggi. Sto facendo una torta di mele. Praticamente qui l'ho fatta a caso come misure. Ci ho messo 5 cucchiai di farina, 7 di zucchero e un cucchiaio di miele, 2-3 gocce di aroma di limone e 2 uova e una bustina di lievito e un pizzico di sale. Per finire ci ho messo le mele, in questo caso le ho utilizzate tutte e 4, che erano 15 giorni che li avevo in frigo. Ho sparso sopra di zucchero perché mi piace la crosticina di zucchero e in forno e vediamo cosa succede. Praticamente la vorrei infornare a 180 gradi per una trentina di minuti, poi la controllo. Ma comunque devo aspettare una decina di minuti che finisca la lavatrice, poi posso accendere il forno. La torta è pronta, il forno l'ho messo a 170-160, in 30 minuti si è cotta. L'unico problema è che adesso volevo, perché è tiepida, non è proprio fredda, è tiepida, volevo trasferirla qui sul piatto, ma io ci ho provato, però come adesso non so se riesco a farvi capire,
ma è molto molto soffice, morbida, che ci ho provato ad andare qui sotto con un coltello anche ad alzarla, tende a cioè adesso non lo so, vedete com'è, tende a spezzarsi. Allora non sapevo nemmeno io se lasciarla qui o se fare un tentativo in questo modo di riuscire a staccarla. Forse così ci posso riuscire. Adesso mi pulisco la mano e proviamo a fare questo esperimento. Ci sono riuscita a trasferirla, praticamente ho rovesciato questo stampo così, poi qui ci sono andata sotto con la mano e l'ho accompagnata di trasferirla qui sul piatto. Comunque è molto 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 morbida. Adesso ne taglio una fetta e vediamo com'è al centro. Ne ho tagliate una fettina ed è fatta così. Qui avevo dei pezzettini, l'ho assaggiata e vi devo dire che è anche buona. Questa volta mi è uscita anche bene. Comunque questo è il risultato. Sono appena stata da Bottega Verde. Praticamente mi era arrivato un messaggio che fino al 10 di novembre avevo lo sconto 60, visto che sono una carta gold, sui cofanetti di Natale. Ma cioè io devo vederli questi cofanetti di Natale. Praticamente io sono andata in questo negozio, ne avevano 2 o 3 di già esposti, ma il negozio era pieno di scatoloni che stavano allestendo ora, si stavano allestendo quello che potevano, perché se c'erano clienti si fermavano e non continuavano ad aprire scatoloni, e praticamente non ho preso niente perché non ho trovato la libertà di vedere tutto quello che c'era, perché se tu mi presenti il negozio con scaffali che c'è scritto in allestimento non toccare, perché c'era anche questo biglietto su una parte di scaffali, cioè io ho preso e me ne sono andata e non ho preso niente. Per cui anche se perdo lo sconto 60, mi sono fatta un po' i miei conti, che ho delle, cioè in dispensa, in riserva, ho ancora un doccia di quelli estivi e poi devo ancora utilizzare i doccia quelli dell'Ossitane, per cui per quel discorso sono a posto. Per quanto riguarda i lavamani passerò un'altra volta e vedrò cosa prendere, anche perché di queste vi posso già anticipare che ci sono i soliti discorso che, come l'anno scorso, c'erano dei docce e dei lavamani in cui mettevano i brillantini, e io sinceramente non ne sono molto convinta di questi brillantini, perché cioè io quando mi lavo le mani me le lavo per pulirle, non perché mi si appiccicano brillantini. Questo è un mio pensiero. Poi sono carini da vedere, niente da dirsi, ma per una persona che deve fare da mangiare, cioè mi sembra sbagliato mettere questi brillantini nel sapone, diciamo, perché ok, un po' di brillantinaggio se si fa la doccia potrebbe anche starci, ma ho visto che ci sono addirittura i lavamani con dentro i brillantini. Io cioè, volevo quasi prenderne uno, perché era il gusto arancia e vaniglia, quasi quasi la profumazione mi ispirava, però poi ho pensato, cioè non mi ha convinto del tutto il fatto di pensare, ma io mi lavo le mani per pulirle, cioè se io adesso mi lavo le mani con questi brillantini poi vado a fare da mangiare, toccando il cibo i brillantini vanno nel cibo, e questo mi ha un po' fermato, non mi ha convinta di prenderli per il momento. Casomai ci farò un giro fra 8-10 giorni, per il momento utilizzo quello che ho, cioè era tutto un discorso di prendere qualcosa di scorta, però visto che non ho trovato soddisfazione di prendere, non ho preso niente, perché adesso mi cambio. A proposito, sto continuando ad utilizzare la nuova palette di Huda Beauty, la Mercury Retrograde, e qui alla parte finale ho utilizzato il colore più scuro che c'è in palette. Questo è il massimo di scuro che si può trovare in questa palette, per cui sto provando a continuare a testarla. Questo è il secondo trucco che mi faccio, e sì, cioè non lo so, no,
quelle per dirvi la la soft glam di Anastasia Beverly Hills mi ha dato più soddisfazioni. Cioè, questi ombretti sono particolari, hanno delle colorazioni particolari, li devo ancora utilizzare tutti, per cui mi devo ancora fare un'idea completa. Però man mano che utilizzo i trucchi sì, sono particolari, però non ho che il guizzo in più che con gli ombretti di Anastasia Beverly Hills mi succede. Bene, adesso vado a struccarmi, che devo beh, è ancora, non so neanche, dovrebbero essere le 4, è ancora presto, che poi devo pensare anche alla cena di questa sera, perché volevo fare... Ieri sera ho fatto un po' di grigliato, ho fatto la salamella, quella salsiccia arrotolata, e 3 bracciole senza osso. Allora, le bracciole sono andate finite mentre la salamella è avanzata. Allora questa sera ho pensato di scaldare la salamella e fare un po' di purè e aggiungerci, visto che avevo dei finocchi in frigo, che era una decina di giorni che stavano nel frigo soli soletti, ho deciso di tirarli fuori, li ho tagliati a metà, li ho sbollentati, per cui sono già sbollentati, e volevo metterci sopra una fettina o di prosciutto oppure di soppressa tagliata fina, una sottiletta, e riscaldare anche questi, e questa sarebbe la mia cena. Mi sto impegnando che vorrei finire un po' tutti questi profumi, li vorrei finire, perché questo dietro ha quasi 2 anni, che è un'edizione che non fanno più. Poi c'ho questo muschio che di solito ho utilizzato d'estate, questo, anche se è scritto sempre estate, vedo che anche se me lo metto adesso non mi dà fastidio. Poi ci sono questi 3, questo sarebbe d'estate, che ha il profumo di Monoi, però anche d'inverno mi piace la profumazione di profumo di creme da sole, per capirci. Quello è l'Idol nuovo di Lancôme, questo è il Danger Rose di Blue Marine, che non è niente male. Poi qui dietro c'è anche un'altra novità di Gucci, per cui vorrei, cioè, almeno finire questo e questo, diciamo le 2 novità, tenerle. E anche il muschio bianco, però è molto difficile perché sinceramente la considero una profumazione molto, molto estiva. Nel frattempo sono riuscita a finire il Camellia d'inverno, sono riuscita a finirlo, almeno uno se n'è andato. Non è niente male come profumazione, perché vi dico che se dovessi riacquistarlo lo rifarei, però per il momento voglio veramente liberarmi un po' di tutti questi profumi. Adesso mi sono preparata per uscire, perché volevo passare da Sephora, che ho visto che sono arrivati 2 cofanetti di Huda di rossetti in stick, e volevo darci un'occhiata se potevano piacermi o meno, visto che comunque Huda non è scontabile. Non mi interessa aspettare di avere i sconti, perché di solito non è scontabile con niente. Non so con il Black Friday se arriva qualche sconto, ne ho i miei dubbi. Comunque potrebbe essere una novità. Poi accendo le luci, no, non so se si veda meglio o peggio. Anche oggi ho utilizzato la palette di Huda Beauty, quella nuova, la Mercury Retrograde, e questo è un altro make up realizzato con questa nuova palette di Huda, che la sto nel frattempo testando. Nel frattempo vi dico che sto vedendo parecchi video su questa palette, io la sto ancora testando, ma vedi uscire ogni giorno dei video. Per carità, se volessi fare anch'io un video in cui vi mostro un make up e vi faccio gli swatch, potrei anche farlo, però un attimo che vorrei, personalmente, visto che è appena uscita, vorrei un attimo utilizzarla e rendermi conto se c'è qualche ciallina che non mi piace. E vedo già uscire video un po' contrastanti, chi dice ni, chi la odia, per cui vedremo come va avanti questa odissea della palette di Huda Beauty. Ho fatto un giro in questa pasticceria e ho preso i biscottini e poi una torta che si chiama Rustega, che è fatta con il radicchio tardivo qui della nostra zona. Di solito qui nel nord è molto usato questo radicchio.
però sono passata anche da Sephora. Praticamente, vedete, questi cofanetti hanno sia la matita, però sono quelli, rispetto a quelli che hanno fatto l'anno scorso, che erano quei rossetti liquidi, questi sono più opachi, come, beh, adesso qui c'è un riflesso, ma comunque come confezioni sono più opachi e sono fatti con i rossetti in stick. Io ho già 2 rossetti in stick e mi trovo benissimo. Sono i cofanetti di Huda Beauty, non mi ricordo se ve l'avevo detto. Allora ho deciso di prendere anche queste 2 novità, tra virgolette, perché come colorazioni non sono in collezione permanente, sono solo qui in questi kit. Allora ho preso questa colorazione che è un nude più chiaro, e ho preso anche questo che è un nude più scuro. Vi dico che subito volevo prendere solo questo più scuro, però poi guardandoli ho deciso di prendere anche questi, visto che, perché pensa subito, vedendolo così, pensavo che fosse troppo chiaro per le mie labbra. Non l'ho ancora provato, però visto la matita che è un po' più scura, riesco forse a fare lo stesso un bel discorso. Volevo farvi vedere questo make up. Beh, ho ancora i capelli tirati su, forse se accendo la luce e mi sposto. Cioè, non è nei miei canoni, non sapevo neanche se tenerlo o meno, perché vi dico cosa ho fatto. Ho utilizzato la Mercury e ho utilizzato il verde Tiffany che vedete dalla parte della mia mano sulla piega, però sinceramente a me non dona e non mi piace. E è un colore pastello, per cui niente di super acceso, infatti qui ne vedete ancora un po', però portato anche da questa parte è troppo chiaro e non mi allunga l'occhio, e per cui non mi piace, per cui poi per toglierlo cosa mi sono allungata più sotto qui, ho fatto qualcosa di diverso dal solito. Comunque cioè non so nemmeno io se tenerlo oppure no, perché tirandomi così, cioè tirando lo sguardo così, riesco a fare una bella curva che l'occhio è abbracciato dal make up, però quando sto normale, avendo l'occhio cadente, vedo questa piega che cade basso e non ne sono molto convinta, ma non so nemmeno io se tenerlo oppure no. Anche perché se dovrei rifare tutto da capo mi ci vuole un'altra, non dico mezz'ora, però toglierlo solo dagli occhi, visto che la base l'ho già fatta, mi è un po' faticoso, e ho provato a mettere su anche il mascara. Diciamo che non lo so, è qualcosa di diverso dal mio solito, perché qui sotto di solito faccio meno, e in questo caso sono andata giù pesante perché non sapevo più come iscurirmi, e boh, questa volta mi è uscito un make up così. Alla fine ho deciso di tenerlo, speriamo bene che non mi faccia schifo durante la giornata, sono ancora in pigiama, mi devo ancora cambiare. Comunque dai, proviamo a tenerlo, cioè vedendomi qui in telecamera è qui sotto che mi sembra che faccia piega piuttosto di una riga dritta, però da guardandomi sullo specchio si nota un po' meno, mi sembra che qui in telecamera sia, quando si nota di più. Poi c'è anche l'effetto che cambia in base a dove mi metto con le luci, speriamo bene. Oggi siamo domenica e siamo diretti a Piove di Sacco. 10. No, sì, domenica 10 novembre. Siamo diretti a Piove di Sacco. Non piove. A Piove di Sacco, dove c'è la fiera, festa di San Martino. Guardando su internet ne ho trovate 3 che si chiamano sempre festa, manifestazione, fiera di San Martino. Abbiamo deciso di provare quella che è a distanza media, perché una era distante un'ora, questa che andiamo 55 minuti, l'altra era 41 minuti, abbiamo tenuto questa di 55 minuti e vediamo che arriviamo, cosa troviamo, perché ci dovrebbero essere anche piatti tipici della tradizione veneta.
abbiamo mangiato, abbiamo sì, bevuto poco. Come primo c'erano gli gnocchi o le tripe, ma non, come le avete visto dalle foto non le abbiamo prese, abbiamo preso il secondo e il dolce e patate fritte. E poi abbiamo girato per la fiera, praticamente era tipo un grande mercato, c'era un po' di tutto e abbiamo fatto 9.313 passi, per cui abbiamo camminato un bel po' per questa fiera. Beh, c'erano bancherelle di abbigliamento, di scarpe, di particolare cinesi. Di particolare c'erano due, uno dalla Sicilia e uno dalla Sardegna, il resto non abbiamo visto nient'altro. Poi c'erano i classici che facevano panini, che vendevano le frittelle e mutande e bastano. Poi che abbiamo preso un piatto in più, che abbiamo preso le salsicce in più, le ho portate a casa che le ho in la mangia il cane no, adesso non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo, ho un disturbatore qui da una parte, e comunque le stavo dicendo che le salsicce penso di mangiarle domani sera, che c'è giungo il purè, e questa sera penso di fare un po' di minestra, visto che c'ho il brodo con i passatelli, perché non c'ho i ravioli. Questa è la salsiccia avanzata che vi dicevo che probabilmente domani sera andrà mangiata. Per quanto riguarda altri acquisti non ho preso niente, c'era una cosa che forse un po' mi ispirava ma poi non l'ho presa, era un formaggio stagionato con l'aceto balsamico, non l'avevo mai visto, non so voi se voi l'avete mai visto questo formaggio con l'aceto balsamico, io non l'avevo mai visto ma non ho neanche voluto prenderlo. Questo make up è anche resistito, come vedete ho fatto gli occhi più scuri del mio solito, però ho deciso di tenerlo e di provarlo, e questo, come vi avevo già fatto vedere sulle clip precedenti, l'ho fatto con la palette nuova di Huda Beauty. Questa mattina ho tirato fuori la palette di Too Faced, quella, la Ginger Bait Spice, ma quella nuova di quest'anno che non mi ricordo neanche più come si chiama, e ho fatto questo make up. Anche questa volta mi sono un po' ingrandita qui sotto, sto provando a fare questo esperimento di fare l'ovale più grande, però boh, non ne sono molto convinta, ma ho voglia di sperimentare. Sulle labbra invece ho messo un rossetto, non ce l'ho qui perché è uno di quei mini rossetti che sta nel kit di Kat Von D per Natale, e vi devo dire che questa colorazione non è niente male, sono quelle colorazioni che in autunno porto volentieri. Poi un'altra cosa, visto che di palette ultimamente ne sono uscite molte, se mi metto a fare un video per ogni palette, per ogni kit di rossetti, arrivo a Natale che ancora ve ne sto parlando, perché di solito sono video che faccio al martedì. Allora ho pensato che il prossimo martedì di farvi, lo devo ancora registrare, però ho pensato di farvi un video mettendovi in generale gli ultimi acquisti che ho fatto in fatto di beauty, che sono prodotti che andrebbero bene anche come regali natalizi, comunque le ultime uscite di questo periodo autunnale verso Natale. Allora ho pensato di fare questo unico video, dirvi un po' le mie impressioni che già mi sono fatta, perché di tutte le palette vi devo dire che 2 le devo ancora utilizzare, non le ho proprio aperte. Le altre sto utilizzando, girando qualche colorazione, però se devo dire che ho utilizzato tutte le colorazioni vi dico di no. Per cui ho deciso di fare questo video in generale, giusto per darvi un po' la mia opinione sugli ultimi arrivi beauty che ci sono. Perché comunque video di qualche palette, video proprio concreti su un tipo di palette ne ho visto girare. Li faccio anch'io, però ho pensato che se aspetto di fare un video per ogni tipo diventa troppo lunga la questione e non avete
per chi ha piacere di seguire i miei video non avete un'idea prima di Natale, per cui ho pensato di fare questo video in generale che vi mostri un po' le ultime novità che ho preso io, che non sono di certo tutte, e con quello con l'idea che me ne sto facendo utilizzandole. Bene, ok, questa mattina sono qui che devo andare in banca perché ho gli ultimi 50 euro in portafoglio e volevo anche ricaricarmi la carta per prepararla per il Black Friday, sempre se ricevo gli sconti su quello che ho intenzione di prendere, perché mi sto facendo una lista di quello che mi serve, di quello che ho intenzione di prendere, però se c'è lo sconto prendo, se no aspetto, specialmente da Sephora e da Pinalli, aspetto altri sconti, diciamo, perché non ne sono sicura che facciano il Black Friday. L'anno scorso mi sembra che l'abbiano fatto, non so dirvi quest'anno se lo fanno, per cui se lo fanno ho intenzione di prendere qualcosa, di spuntare un po' di prodotti che segno nella lista. Adesso vediamo se lo faccio oppure no, se sì, più che sia dipende dalle ditte se fanno gli sconti oppure no. Ok, io per questo vlog la chiudo qui. Sapete che di solito questi vlog li pubblico il venerdì, ma li chiudo 2 o 3 giorni prima e anche 4 giorni prima, perché ho il problema che non sempre ho internet per caricarli, per cui devo considerare anche che mi devo spostare per riuscire a caricarli su YouTube, per cui mi anticipo sul lavoro da farsi. Ciao e alla prossima!